buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, buon lunedì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di una cosa molto importante perché poi negli ultimi tempi anche tanti casi di cronaca sono stati purtroppo rivolti ai minori, sono rivolti ai minori. Parliamo di che cosa? Dei traumi infantili, quanto condizionano la vita adulta, cioè quello che ci succede quando siamo piccolini, che cosa provoca poi quando siamo grandi. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. E con lui appunto discutiamo di questo perché i casi di cronaca ci hanno raccontato spesso di un'infanzia piuttosto martoriata negli ultimi tempi tra abusi, genitori che maltrattano i bambini, piccoli episodi di bullismo, insomma è una società che ci racconta di un'infanzia molto complessa che poi può provocare nel tempo degli adulti, una società di adulti molto molto stressati, molto molto ansiosi. È così? Indubbiamente ciascun albero parte dalle radici, quindi quello che accade nell'infanzia poi si è visto in tantissime ricerche, studi che confermano questo, diventerà poi un elemento che va a condizionare la vita adulta. È anche vero che succede così da sempre, da che esiste l'essere umano. Ed è anche vero che succede così non solo per noi esseri umani, ma per la maggior parte dei mammiferi, insomma. Nell'essere umano in particolare abbiamo diverse possibilità in cui diciamo, gli elementi che possono aver traumatizzato o disturbare l'infanzia si declinino poi nella vita adulta. E in più, per fortuna, abbiamo la possibilità anche di correggerli, risolverli, guarirli, rivederli e ritrattarli. Che uno ne abbia la volontà, perché poi c'è anche questo da mettere, no? Questo è molto importante, riconoscere questi aspetti e poi andare a, una volta intercettati, risolverli il più possibile. Senta, allora, trauma è dal greco che vuol dire ferita, impatto, chiamiamolo così, quindi esatto. Qualcosa che veramente sconquassa l'individuo, indipendentemente poi anche dall'età, perché poi appunto il trauma può essere anche in età preadolescenziale, adolescenziale, da adulta. E lei è d'accordo con la distinzione di che fanno alcuni psicologi, alcuni sociologi, che esistano traumi con la T maiuscola e traumi con la T minuscola? Allora, c'è una distinzione dei vari traumi. La distinzione si fa, come dire, dietro le quinte per capire se il trauma è avvenuto in una prima infanzia e quindi ha determinato già un disturbo dello sviluppo oppure è avvenuto in un momento in cui, come dire, le basi erano già gettate, solide e quindi è intervenuto dopo. Questo però non deve trarre in inganno perché non è un giudizio di valore sulla sofferenza che individualmente possiamo provare rispetto a quel trauma. Quindi assolutamente ciascuna sofferenza va rispettata perché è singolarmente percepita. È una distinzione corretta per noi come approccio clinico. E senta, in questa distinzione di traumi, qual è la scala, qual è il valore che vi dice questo è un trauma diciamo, con la T minuscola e uno con la T maiuscola? Cioè qual è la scala di valore che dice questo è più piccolo, mettiamola così, o questo è più grande, essendo sempre un trauma comunque? La scala in molti vorrebbero fosse oggettiva, no? Ma non è sempre così oggettivabile. La scala la dà la persona di fondo, perché normalmente diciamo, ci si orienta più è precoce un trauma e più produce danni nella persona, ma i danni o la sofferenza della persona la denuncia la persona stessa, quindi bisogna assolutamente fidarsi del proprio paziente o di chi insomma, ci sta raccontando quell'esperienza che ricorda e che a volte egli stesso dice sì, forse è collegata a, ma non ricordo il motivo in particolare. Quindi ricondurre, dare una propria indicazione, ma sentire sempre la persona come la vive. Quante ripercussioni ha quel trauma nella tua vita di oggi? Questo è importante chiedere. Allora, un argomento molto complesso, però che ci racconta anche le dinamiche di una società che davvero sta cambiando e che è forse anche
tante cose che succedono, che vengono poi rese note con la cronaca, ci fanno rendere conto anche di quanto sia importante vigilare, tutelare il bambino, il piccolino. 049 49 06 054, se volete se volete porre delle domande, se volete raccontare anche qualcosa di voi, noi siamo qui a disposizione, c'è il dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta. Pronto, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno, buon lunedì Daniela. Buongiorno. Buongiorno. Telefono per farti i complimenti e dirti un trauma che ho da bambino, visto che sei lì con il dottore, e le scarpe con il tacco. Cioè, quando vedo una donna con le scarpe con il tacco, per me è un trauma, è una roba peggio della supercazzola. Cioè, ma perché? Se sono scarpe, mocassini o altre cose, ma la scarpa con il tacco proprio mi crea un disagio, un fastidio. Non le piacciono le scarpe con i tacchi? No, mi crea una sensazione strana. Non riesco neanche perché sua mamma portava i tacchi o magari ogni tanto? Oh Dio, adesso è una roba non si vede, però questa cosa non le piace. Quando vedo sulle altre donne, in giro, mi dà una brutta sensazione. Peggio della supercazzola. Vabbè, ognuno esprime il suo punto di vista. Allora, io la ringrazio per la telefonata. 049 49 06 054. Allora, questo signore è folgorato sul via di Damasco, mettiamola così, sulla questione dei tacchi. Ma perché? Ma chiaramente si vanno a condizionare degli aspetti o degli oggetti o delle situazioni, perché insomma questo è l'esempio di un oggetto, può essere anche l'esempio opposto di chi come dire, convoglia invece il desiderio su un oggetto e quindi una sensazione di piacere legata solo a qualcosa, ma anche spesso di situazioni. Ad esempio i bambini poco socializzati saranno sempre adulti che hanno un po' più di difficoltà ad avere una buona autostima, una buona relazione con gli altri, ambire un lavoro migliore. Quindi ciò che avviene nella radice si ripercuote sicuramente sulle foglie di questo albero. In questo caso un oggetto che può turbare così tanto la sensibilità e l'animo altrui? Quell'oggetto è stato condizionato nella sua infanzia. Ora non abbiamo avuto modo, ma sicuramente c'è un episodio legato a quell'oggetto o all'uso o alle menzioni di quell'oggetto, chissà, quindi i tacchi avranno un significato particolare, che è tutto da scoprire, non è detto sia consapevole. Allora, 049 49 06 054, noi siamo sempre qui a disposizione con il nostro dottor Michele Canille, neuropsicologo e psicoterapeuta. Se avete delle domande, se volete porre dei quesiti, volete approfondire magari un aspetto della vostra vita da adulta, ma anche un aspetto magari di un vostro bambino che vi sta preoccupando, siamo qui a disposizione. Senta, il primo trauma, dicono alcuni esperti, è quando si viene alla luce, e il secondo è quando verso gli 8 mesi si realizza che la mamma c'è e quando mi separo dalla mamma sto molto male. Sono due traumi che ci portiamo dentro? Chi lo sa, come dire, non è possibile intervistare in modo adeguato un neonato, non è possibile nemmeno affermare il contrario, però io credo che degli aspetti ci siano, perché a volte ritorna, però come dire, mi sembra più esaustivo basarci sulla vita dalla nascita in poi, perché a volte ci sono anche bambini molto precoci che con questioni più legate al tatto, all'olfatto, alla sensazione epidermica soffrono la distanza con la mamma, quindi anche prima degli 8 mesi. Chiaramente poi c'è tutto quel complicato meccanismo di allattamento e di calore, di emotività che si riceve dalla mamma, che diventa fondamentale. Tant'è che molte regioni spingono molto a livello sanitario l'allattamento proprio perché questa sorta di sicurezza si è vista essere addirittura utile per il sistema immunitario, legata sia da un punto di vista chimico-biologico ma anche proprio dell'attaccamento del bambino. Cioè innalza le difese immunitarie e certo, anche le difese, diciamo, psicologiche dell'infante. Quindi sia un canale biologico, perché effettivamente il latte materno ha delle proprietà, ma sia anche proprio il tipo di attaccamento, diventa qualitativamente alto, quindi molto probabilmente se non accadono traumi sarà un adulto sicuro, con una base solida. Allora, 049 49 06 054, siamo sempre qui a disposizione, se avete delle domande siamo qui. Com'è che faccio a definire un trauma? Quando è che nasce un trauma?
Un trauma nasce quando la reazione all'evento è estremamente forte o quando l'evento diventa estremamente invasivo sulla persona. Quindi può essere concretamente un trauma infantile anche grave, quindi parliamo di situazioni di abuso, maltrattamento o comunque lì dove c'è un pregiudizio grave sul minore, ma anche a volte degli aspetti percepiti dai bambini, quindi due genitori che litigano in modo furibondo e frequente, poi si rivolgono al bambino con calma e in modo giusto, ma il bambino comunque ha registrato quel tipo di lite violenta e teme a sua volta di esserne la causa, perché il senso di colpa è abbastanza innato nei piccolini. Quindi stare attenti sia al trauma diretto ma anche a quello indiretto, oppure alcuni traumi che, come dire, nella scienza si chiamano con la T minuscola, ma che invadono la vita adulta, possono essere i racconti familiari. Quindi un mito, un totem che viene eretto in una famiglia, non lo so, ricordati sempre di tenere gli amici cari, non fare come tuo nonno che, no? Quindi in un racconto attraversiamo 3 generazioni, lì diventa una paura quasi indotta nel bambino, che secondo il tipo di personalità del bambino può essere assorbita o no, ma se è assorbita diventa un trauma indiretto. Quindi dobbiamo stare attenti a cosa raccontiamo anche ai bambini, perché poi da grandi insomma, si possono sviluppare delle turbe non indifferenti. Chiaramente la quantità fa la differenza, cioè un racconto ripetuto quotidianamente a un bambino per 4 anni, facilmente diventa un aspetto pseudotraumatico. Se è un racconto occasionale non accade nulla, diventa parte dell'esperienza, il bambino ha modo di elaborarlo. Invece lì dove c'è la ripetizione, come dicevano i latini, tende a imprimersi nella memoria. E quindi io glielo chiedo perché poi appunto in questi traumi rientra in una cosa che a noi fa sorridere, perché siamo adesso adulti, ma le favole, le fiabe, di quello che possono causare dei forti traumi. Le fiabe... Perché poi sono ripetute, sono la stessa storia. Ecco, intanto è bene variare sempre, no? Perché andiamo a stimolare quella cosa meravigliosa che è la creatività dei bambini. Noi raccontiamo la favola e loro nella mente la disegnano, quindi sviluppano tante abilità. E secondariamente la stessa favola può avere un aspetto traumatico se ripetuta uguale, perché normalmente compaiono sempre figure positive, figure negative, quelle negative poi i bambini, se è ripetuta spesso, tendono a concretizzarle in alcune persone reali e quindi si può creare, come dire, un percorso che è bene evitare, insomma. Vabbè, insomma, allora variamo queste fiabe perché già questo ci toglie poi un pensiero in più da grandi. 049 4906 054, siamo qui a disposizione col dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per le vostre domande. Adesso noi andiamo in pubblicità, ma torniamo davvero tra pochissimo, dopo. Eccoci qui ancora con la diretta 049 4906 054, se avete delle domande, se avete dei quesiti c'è qui a disposizione il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Avete subito dei traumi, avete delle domande in relazione anche, non so, ai bambini, ai vostri nipoti o delle cose che sono accadute a voi, insomma siamo qui per rispondere alle vostre domande. Senta, parlava prima di questi traumi che si possono anche generare da racconti, no, orali che avvengono attraverso nella famiglia. La cosa più preoccupante è quando il trauma che tu hai subito tocca anche la generazione successiva. Succede questo. Questo è più grave? La gravità è sempre relativa alla persona che l'assorbe, no? Come dire, nulla è velenoso di per sé, bisogna vedere la quantità. E c'è in un certo senso una trasmissione transgenerazionale, cioè proprio attraverso le generazioni, di alcune fobie, ad esempio, come la fobia del rimanere soli, piuttosto che altre. Perché? Perché in taluni casi ci sono stati dei traumi familiari antichi che vengono raccontati oppure vissuti in parte e poi tendono a riverberarsi, no? Proprio come l'onda. Noi diamo una spinta all'acqua e questa riverbera più volte.
Normalmente è stato visto che già in terza generazione si subiscono danni abbastanza forti di questo. La seconda potrebbe cavarsela in un certo senso e la prima è quella che magari ha subito. Al di là di questi studi longitudinali, insomma, tener conto dei racconti che facciamo frequenti ai nostri figli, perché loro imparano di fondo. E quindi è come se avessero vissuto quello stesso trauma che hanno vissuto i nonni, gli zii, le altre generazioni. Quindi non so, un racconto della guerra piuttosto che citato, Sì. voglio dire, il nonno che è saltato sulla mina o che, sono ricordi insomma, che nelle famiglie ci sono ancora legati magari a momenti molto difficili. Devo dire che nella pratica quotidiana io vedo ancora in un certo senso i danni della guerra, perché è come se da una generazione all'altra si stesse un po' finendo di esaurire ora l'aspetto traumatico di sofferenza, seppur solo raccontati. Allora, mi dice sempre, come dico sempre, l'omino che c'è nel mio orecchio, che c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, mi sente? Sì, buongiorno. Volevo chiedere al dottore una cosa, perché si sente parlare tanto di violenze da parte delle maestre, delle educatrici nelle scuole. E queste violenze qua, che danni possono fare ai bambini? Perché io immagino che quello sia un trauma notevole. E cosa si può fare per risolvere questi traumi? Ti è preoccupato? Violenza nella scuola, un po' accennato anche all'inizio della trasmissione. Grazie a lei per averci chiamato. È quello che dicevamo, no? Salta spesso all'occhio maestre, bambini costretti a mangiare il cibo che magari avevano rigurgitato, messi l'ultimo bambino di colore che è stato messo dietro la lavagna dicendo sei brutto. Sono traumi forti. Questi sono traumi forti perché hanno anche un contesto pubblico, no? E per i bambini si instaura anche la vergogna, che poi nella vita adulta è uno degli elementi più difficili da rimuovere per vivere bene. Al di là di questo, chiaramente cosa bisogna fare? Intanto cogliere i primi segni. I bambini danno sempre i primi segnali col sonno, con l'appetito, con comportamenti diversi dal solito, con il mutismo, con qualcosa che vediamo fuori dal normale. Lì dove si riesce ad instaurare un dialogo col bambino o con la bambina, insomma, sempre chiedere, provare ad aprire. E io dico, la prima terapia è sicuramente quella che fanno i genitori, perché se il bambino o la bambina riesce ad aprirsi dopo questi segni, benissimo, continuare così e vedere di sviluppare poi un pensiero concreto su questo, cioè cosa vuoi fare, cambiamo scuola, parliamo con l'insegnante, prendiamo i provvedimenti noi adulti, cioè ti facciamo sentire protetto. Se il bambino o la bambina non vogliono aprirsi con i genitori, è bene andare da qualche specialista, da qualche consulente, in modo che prima si vede la famiglia, si capisce come poter progettare al meglio il percorso da fare e poi entrare in punta di piedi col bambino e vedere di aprire un po' la questione. Chiaramente ne soffrono di più i bambini che hanno già una ferita in tal senso, quindi una ferita relazionale fa reagire peggio alla maestra violenta, quindi magari già a casa subiscono magari qualcosa di difficile. Quindi diciamo l'analisi dei problemi comportamentali, cioè noi reazione-effetto e vediamo che i figli cambiano e quindi dobbiamo porci dei quesiti. Telefonata da casa, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno Franco. Allora, 10 anni fa circa una signora, nostra parente, era in procinto di partorire, diciamo, e nessuno si decideva ma è ancora presto, ancora tardi, ancora così, non è pronta. In fin dei conti, alla fine della fiera, il dottore si è incavolato nero perché non è stata monitorizzata bene. E poi praticamente hanno dovuto fare il taglio cesareo. Quindi il primo trauma, direi, bisognerebbe evitarlo e fare a tutte le signore il parto cesareo. Quindi perché dobbiamo fargli fare al bambino questo trauma? A un certo punto deve schiacciarsi lì, schiacciarsi la testa, deve uscire col forbice, ma non so, un taglio cesareo tranquillo, rispettando i tempi, sì, no, è il momento giusto, eccetera, ma non so,
nel 2020 quasi siamo ancora lì col parto naturale. È una vergogna, no? Cesareo per tutti, il primo trauma. Mandi. Grazie signor Franco. Allora, non è che uno dice metto là come l'anguria se tu sei pronta, insomma queste sono... Allora, il signor Franco da Udine, diciamo, lei non potrebbe mai essere un consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che anzi dice a tutti i paesi di diminuire il parto cesareo. Cosa ne pensa lei? È un capitolo interessante anche questo. È un capitolo ampio, chiaramente si promuove il parto naturale perché di fondo è un aspetto naturale della vita, anche per non terrorizzare le mamme, che altrimenti si crea un alone che dicono oddio adesso dovrò partorire e morirò. Insomma, grazie a Dio la mortalità è ridotta in modo estremo e drastico. Il parto cesareo ha degli altri aspetti, ha degli altri costi, è un intervento, insomma abbiamo fatto nascere Cesare, sembra per la prima volta così. Non è detto che tutti debbano nascere così. Cioè per fortuna c'è una gran parte di popolazione che col parto naturale nasce bene, è uno dei traumi con la T minuscola o minuscola di minuscola. È più trauma per la mamma, ecco. Più trauma per la mamma, a volte anche no, a volte sì, ma insomma bisogna lavorare sulla mamma. E poi vuoi mettere il bello di non sapere mai il giorno in cui si nasce, che uno nasca il 29 di febbraio oppure, insomma, anche perché sennò è tutto programmato, non è neanche così, insomma, bello, giusto? Anche il gusto essere un po' di suspense, però vabbè, insomma, giustamente dice questa donna non partoriva, se facevano prima il cesareo soffriva meno forse la donna, perché il bambino stava bene dove stava. 049 4906 054. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Mi chiamo Marisa, io chiamo perché volevo sapere, in caso che un bambino subisca un intervento chirurgico importante e magari anche relativo a ospedalizzazione, che traumi ci possono essere un domani nella vita adulta. Perché cioè, ha un nipote o qualcuno che deve fare un intervento o l'ha già fatto? Sì, una nipote che l'ha già fatto. E quanti anni ha la sua nipote, se possiamo permetterci? Sì, la bambina ha 5 anni. 5 anni, ed è stata ospedalizzata tanto, perché così riusciamo a capire... Sì, diciamo che ha avuto un intervento abbastanza importante, poi l'ospedalizzazione non è stata lunghissima, però insomma quei 10-15 giorni e poi vari controlli e cose del genere. Insomma, le cose di routine che si devono fare dopo un intervento importante. Allora, signora Marisa, intanto grazie per averci chiamato. E, dottore, questo è un aspetto molto interessante, perché non dobbiamo sottovalutare anche questo, perché per un bambino rimanere o fare in ospedale o fare un intervento così grosso è importante. Certo, allora tranquillizzando la signora sul fatto che non è detto sia traumatico l'intervento o l'ospedalizzazione, può essere semplicemente una fase difficile, questo dipende molto da come il bambino o la bambina lo vive. Chiaramente la vicinanza di quelli che tecnicamente si chiamano gli oggetti transazionali, le sue cose, quelle che fanno sentire questa bambina a casa, e la presenza dei familiari, questo è fondamentale. Ma adesso la bambina ha già fatto l'intervento, dice la signora, quindi hanno paura che gli sia rimasto un trauma? Qua bisogna vedere, bisogna fare proprio l'osservazione diretta della bambina. Ha cambiato abitudini, cita il trauma, quando disegna fa riferimenti continui. Se questo avviene, allora probabilmente c'è bisogno di andare ad aprire un po' di più la questione col pediatra intanto, e quindi sentire un consiglio lì. Se non ci sono questi segni, insomma, si può anche parlare apertamente in famiglia dell'intervento e, come dire, sgretolare questa pietra un pochino alla volta. Forse, se non dà segni, non è stato grave. Come se lo fosse un po' dimenticato? Sì, come se lo avesse inglobato in una memoria non traumatica. Chiaramente i traumi vanno a porsi in una rete neuronale che, se sono traumi importanti, stimolano una reazione del cervello che è quella di allarme. Quindi è importante capire questo a posteriori con questa bambina. Quindi che la bambina magari venga monitorata e controllata. Allora, signora Marisa, che la bambina venga controllata e monitorata, e vedete nei suoi disegni, nelle sue cose, se affronta o no. Col dialogo. E se non ne parla o non le affronta? Quello può essere un altro eccesso, quindi io proverei a chiedere, mettere lì l'argomento in tavola e vedere se la bambina ne parla. Perché da una parte o all'altra bisogna, insomma, la via normale è che ne parli un po' e poi... Sì, il giusto.
Allora, telefonata da casa, pronto, buongiorno. 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 Volevo chiedere una cosa al psichiatra. Per esempio ho un nipote che ha 9 anni, è pieno di paure, non si sposta dalla cucina, non si sposta, se deve su un'altra stanza, nonna vieni con me, vai giù nonna vieni con me, nonna io ho paura, tu hai troppo la casa grande. E metti il caso che c'è Antena 3, che magari io metto e lui è qua, mi va a chiudere la TV. Mi dice nonna io ho paura, troppe brutte cose. E anche se gioca col tablet, che delle volte là che fa i giochini, lui ascolta e va a chiudermi la TV. E cioè con l'orecchio ascolta, sembra che non... E invece lui ascolta, va là, tutto sommato mi prende il telecomando e mi chiude. Nonna dice troppe brutte cose, non vuoi sentire niente. Ma scusi, lo fa anche a casa dai suoi genitori, no? Perché... A casa dei suoi genitori sì, è pieno di paura anche là. Mia figlia non può sentire Antena 3, non può sentire niente, deve chiudere, ma è pieno di queste paure, a 9 anni, lui dalla cucina non si sposta, non va neanche in salotto che c'è il no, nonna accompagnami di qua, nonna accompagnami di là. Ma non era così da piccolo. Ma da quanto che è così, signora, scusi? Saranno 3 anni, quando aveva sui 6 anni. Ma quando ha iniziato le scuole elementari, la prima? Lui fa la terza elementare, sì, è anche un bravo bambino, è uno dei più bravi, ecco. Però non ha problemi di quel genere, fa i compiti, non serve neanche aiutarlo, ma io ho paura di tutte queste paure, addirittura lui si alza, c'è il mio marito qua. Nonno chiudi, ho paura, dicono che sempre ha visto qualcosa cose. che lo ha molto colpito. Non lo so, per quello mia figlia... Allora signora, noi cerchiamo di farle dare una risposta, deve avere un po' di pazienza perché noi andiamo in pubblicità subito dopo, signora, le diamo una risposta perché... ti devo chiedere un'altra cosa, io sono quella nonna che ha i problemi col nipotino Mattia. Adesso mio nipote, lui si sente... Si dica. Si sente in colpa se i suoi genitori hanno problemi, perché i problemi è lui, per conto suo è lui che ha questi problemi e lui adesso si incolpa, cioè dice nonna sono io per colpa mia, i miei genitori, perché gli ho spiegato l'altra volta un bambino è buono, non ha problemi, è bravo a scuola, però sarebbe un po' vivace, ecco non ascolta e dopo il papà è un po', ho detto anche l'altra volta, un po' manesco, però lui si incolpevolizza adesso, dice nonna sai che è per colpa mia, sai che... Io ho detto no, non è per colpa tua, se tu sei vivo, se un bambino buono non studi, non so cosa dirgli, ecco, perché l'altro giorno è venuto qua, nonna è per colpa mia, Cioè, quanti anni ha questo nipotino altro? Quanti anni ha l'altro nipotino? Ne fa 14 quest'anno. 14. Sì. Allora signora, le faccio dare una risposta dopo la pubblicità, allora ci aspetti perché torniamo tra pochissimo, 049 49 06 054, ci aspetti che poi il dottor Michele Canil le dà una risposta per quanto possibile. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, 049 49 06 054, quindi se avete qualche domanda, qualche quesito, vedete che qualche vostro nipote o figlio o avete voi delle domande in relazione a voi stessi, siamo qui a disposizione con il dottor Michele Canil. Allora, come promesso, la signora di prima affronta 2 problematiche con 2 bambini diversi, uno di 9 anni che è impaurito, la segue sempre, in più anche impaurito dalla televisione, e poi l'altro invece che si addossa le colpe magari dei litigi dei genitori. Lo prendiamo col primo bambino, quello di 9 anni. Col primo bambino... cosa può fare la signora? Da quello che ha detto la signora c'è una questione sull'autonomia. L'autonomia in generale per lui è difficoltosa, teme di fare le cose da solo, presumo, e quindi bisogna lavorare attraverso la mamma e il papà, in modo da creare a lui una situazione di base più sicura di quello che ha, perché i bambini sì sono tutti simili ma hanno tutti bisogni diversi e in quantità diverse. Quindi io partirei da lì, perché qui siamo già a una reazione fobica, cioè di paura di questo bambino, quindi come dire, siamo già un po' avanti col discorso. Mi stupisce che abbia una buona autonomia scolastica, come se lui compensasse all'altra parte, però insomma bisogna anche capire
se ha avuto qualche esperienza diciamo traumatica che ha fatto innescare il tutto. Ora andrebbe ricostruito con la famiglia, no? E sulla storia della televisione che dice troppe brutte cose, è una frase da adulto o una frase da bambino? Cioè l'ha maturata lui o gli è stata... Quel dubbio è lecito, sembra una frase un po' da adulto, però anche lì bisogna aprire un dialogo con lui, ma l'hai sentita. E come fa la signora, come fa in questo caso la nonna che è a casa o aiutare i genitori? La cosa più semplice è chiedere direttamente, ma questa frase l'hai già sentita da qualcuno, l'hai inventata tu? Ma pensi che anche la mamma e il papà abbiano queste paure, o la maestra o qualcuno? Cioè le figure di riferimento se hanno trasmesso, se non è quello andiamo, ovviamente senza colpevolizzarle, se non è questo il punto bisogna cercare quale esperienza lo abbia condotto a quel tipo di paura lì, perché la paura comunque intanto è una reazione funzionale, no? Ci tiene distanti da quel che sentiamo minaccioso. Questo bambino esplora poco l'ambiente, anche quello che conosce, quindi si aspetta qualcosa di improvviso. Queste paure, cioè bisogna renderlo più autonomo, lavorare sull'autonomia e parlare con lui, perché 9 anni è un'età buona. Aprire un dialogo, sì. Aprire, sì, ha capito, parli. Invece per l'altro nipote che si addossa tutte le colpe e si colpevolizza, cosa può fare la signora in questo caso? Io mi stavo chiedendo a cosa ha assistito quel bambino, perché noi sappiamo che i bambini come prima reazione anche a un banale litigio comune dei genitori pensano che è colpa loro, cioè il bambino tende a porsi sempre centralmente rispetto all'universo, perché è giusto che siamo così da piccoli, però bisogna vedere come mai lui continua ad avere questo senso di colpa, quindi io direi prima che diventi una sua caratteristica di personalità stabile, provare anche a lì ad aprire con i genitori dialogo e portare i dubbi che come nonna... La signora dice che col padre ha una situazione conflittuale, quindi... forse è spaventato da quello. Bisogna stare attenti perché come dire, la stessa sgridata che noi possiamo dare a 2 bambini, 2 fratelli figli nostri, su uno ha un effetto, su uno un altro. Quindi se la faccia parlare questi nipoti, se può il più possibile, un dialogo, trovi un modo con cui parlare, con cui relazionarsi e vede magari se le danno qualche informazione in più. Telefonata da casa, pronto, buongiorno. Pronto, sono io? Sì, è lei, buongiorno signora. Ah, mi scusi, non voglio essere l'io egocentrico, volevo solo capire. Certo. Niente, io volevo solo dire, a parte che ho già adesso la televisione, per cui i traumi infantili saranno a livello psicologico, poi ho sentito alcune cose. Io volevo, per esperienza, so che i bambini innanzitutto devono essere desiderati. Il desiderio di un padre e di una madre, o non uno solo di loro, è un handicap per i bambini, perché i bambini nascono con l'amore. E quindi io, ripeto, parlo per esperienza perché ho cresciuto 2 figli di una madre che insomma era un po' inesistente e quindi so cosa vuol dire. E io vorrei che il professore lì facesse capire anche alle nuove generazioni, se sono in linea, che un figlio non è un giocattolo, non è un modo per tenersi qualcuno vicino, specialmente un uomo, perché la donna è molto manipolativa, mi spiace dirlo perché io difendo le donne, ma le donne pulite, serie e oneste, certo, e le donne anche che aiutano i propri figli magari handicappati, per darvi un'idea, che magari non dormono eccetera eccetera, ma le donne che vogliono acquisire una situazione o matrimoniale o economica, scusatemi, io non le voglio. Signora, ha ragione da tutte e 2 le parti, perché purtroppo le manipolatrici e i manipolatori esistono, sono sempre esistiti. Sposiamo la sua tesi. No, però gli uomini sono un po' meno. Hanno altre caratteristiche molto negative, per carità, non voglio difenderli, però le donne sono manipolative e glielo assicuro per esperienza che è così. Allora, adesso le faccio dare una risposta dal nostro dottore Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Dottore, ha posto l'accento questa signora su una questione importante, anche il fatto del trauma del figlio, se è davvero desiderato o non è desiderato, perché la signora diceva ne ho cresciuti 2 che non erano i miei figli ma sono i miei figli, da una che forse si è un po' persa come mamma, mettiamola così. Sì, senza dubbio introduce un discorso molto bello e molto ampio, cioè il desiderare o meno i figli. Non è una cosa da poco, perché come dire, quel desiderio poi diventerà la motivazione per sopportare
i momenti di crisi, le loro paure, i loro disagi, e quindi dar loro modo di crescere sempre in un ambiente protetto e sicuro, perché la sicurezza crea moltissime belle caratteristiche nelle persone. Lì dove la mamma, soprattutto, che è il primo universo, no? Del bambino, fa mancare questo, perché magari la stessa è in una qualche difficoltà o non è proprio motivata questa gravidanza, là si crea una situazione difficile non solo per loro due, per il loro microuniverso, ma per tutte le persone che stanno intorno, quindi il papà, i nonni, i parenti vari. Chiaramente una gravidanza non desiderata non può produrre nel tempo una persona sana, come dire, serena, con un futuro. Raramente si è visto invece nascere e svilupparsi una persona serena da una gravidanza buona, ma con una madre che a volte non ha fatto proprio quello che avrebbe dovuto. Quindi lì c'è una speranza, nell'altro caso no. Sono nati per fare i genitori, cioè purtroppo non hanno questo istinto così sviluppato. Però addirittura non desiderare una gravidanza, come dire, ha persino una ripercussione sul piano biochimico, perché insomma una madre depressa che affronta una gravidanza, come dire, genera qualcosa di biochimico nel feto, quindi bisogna stare attenti, insomma, già dall'inizio. Quindi la signora dice: i bambini non sono giocattoli. Non sono giocattoli. Non sono, questo sicuramente. 049 49 06 054, siamo qui a disposizione. Senta, fa tutti i traumi, perché mettiamola anche con un trauma buono. C'è il trauma buono? Allora, non lo chiamiamo trauma, ma l'esperienza buona è quella che nel ricordo di tanti diventa quella volta che mia madre, mio padre, o in quella situazione la maestra mi ha detto bravo davanti a tutti. Chiamiamola con un po' di giocosità un trauma buono, e quello dà molto coraggio, no? Poi è sempre un argomento di discussione con gli altri, lo tiriamo fuori volentieri, ed ha un processo a livello neurologico simile, nel senso che da una rete neuronale che, come dire, mantiene un ricordo, fa innescare una certa area del nostro cervello che è quella del piacere. Al contrario, il trauma vero e proprio, dalla rete neuronale si ripercuote uno stato di allarme che è il sistema limbico, cioè una parte molto istintiva del nostro sistema nervoso centrale, la quale poi crea i problemi e porta le persone alla cura. E allora, 049 49 06 054, senta, i traumi infantili provocano tante situazioni diverse quando siamo adulti. C'è l'inibizione, c'è il rifiuto dei complimenti, le cito 5 caratteristiche che sono state riscontrate più o meno in tutti: il fatto di scusarsi costantemente o fuggire dal conflitto o vivere in esso, quindi ci sono delle dinamiche che portano poi a tipizzare il trauma da adulto, ma me lo dice dopo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Traumi infantili nella vita adulta. Un trauma di una madre che picchia la figlia, produce vessazioni, tipo non sai nulla, non conterai mai nulla, sei un'inetta, i tuoi fratelli sono meglio di te, via discorrendo. Io ricordo sonori, non dico solo ciaffoni, con la scopa, via discorrendo, e allo stesso tempo si faceva vedere carina in pubblico, diceva se non ci fosse lei e mia figlia, però io quello che subivo a casa non lo sapeva nessuno, perché mi diceva tanto non ti crederanno nessuno, non ti crederà nessuno, perché io mi faccio vedere bella con gli altri, quindi non ti crederà nessuno. Tanto più che magari anche da sposata ho preso qualche rovescio e mi ha detto beh, te lo meriti perché tanto ti ho abituato fin da piccola a prenderle, cioè, non è che devo finire psichiatrico con una cosa del genere, perché la cosa è stata pesante. Ma ce l'ha fatta in qualche modo a riscattarsi, cioè nel senso sta elaborando il fatto che forse sua mamma non era magari la mamma con la M maiuscola, mettiamola così, non era così accogliente? È riuscita?
era tipo una falsità, tipo una doppia faccia, che ne so, non so spiegare. Tanto più che la gente adesso, se io parlo, non mi crede. crede. Ma lei ha avuto figli, ha dei figli, se possiamo chiederle? Sì, ho avuto dei figli. Ed è una mamma molto diversa, giusto? Sì, oddio, spero di essere stata diversa. Sì. Non ho femmine, però sì, non potrei paragonare. È stata una mamma dolce, una mamma accogliente, suppongo, no? Visto il trauma che ha subito. Sempre a disposizione di miei figli, voglio dire. Però questa cosa che è stata come relegata nel mio intimo per anni e anni, adesso ultimamente è venuta fuori e tutti dicono ormai è passata. Invece no, signora, ne parli e continui a parlarne, perché se sta emergendo adesso vuol dire no, che è il momento giusto, dottore. Le dica qualcosa a questa signora. Senz'altro no, mi tocca la situazione perché spesso riscontro queste situazioni analoghe a questa in cui i bambini vengono continuamente riempiti di un sacco di frasi molto sconfortanti. Quindi si va a ledere precocemente l'autostima. I bambini non hanno modo di dirlo come la signora perché le capacità manipolative della mamma sono sempre più forti e quindi si crea veramente un dolore fortissimo. Io vedo che questi pazienti hanno una sofferenza estremamente alta, di non venire nemmeno riconosciuti quando riportano questi fatti. È stata bravissima la signora che ha condotto, mi sembra di capire, una vita. Ha tirato su 2 figli nell'amore. E quindi è stata veramente brava, ma in genere un tipo di situazione di questo tipo può tranquillamente portare a tossicodipendenze, a problematiche psichiatriche gravi, cioè qua è un attaccamento disorganizzato con la madre, perché la madre è estremamente ambivalente e quasi bipolare, direi. Bipolare, ma perché se in pubblico era tutta una cosa e in privato era violenta, manipolatrice, sadica, però questa signora dice, adesso lo sto raccontando, dicono ma sono passati. No, fa bene a raccontarlo sempre. No, non sono passati, questi episodi non passano lì dove non vengono trattati e comunque è un ricordo che rimane, no? Quindi signora, ne parli, li racconti, ne parli sempre e magari anche così capisce che non ha fatto niente di sbagliato lei, aveva una mamma sadica, come dice il nostro dottore. Io devo andare in pubblicità, 049 4906 054, dopo. 049 49 06 054. Siamo qui a disposizione per ascoltare i vostri racconti, darvi anche una risposta e anche dire che tutto quello che dovete raccontare vada raccontato, giusto dottore? Non c'è il tempo passato, non c'è. Se uno ha bisogno di fare un racconto della sua infanzia lo deve fare. Potremmo definire l'ultima telefonata un esempio di violenza, perché comunque, sebbene sia verbale, a volte per il bambino... Ma era anche molto fisica, diceva la signora, picchiava molto con la scopa, con le mani. Sì. Però deve raccontare questa signora. Ma io credo che intanto, come dire, mettendola dal dentro al fuori già sia un passaggio importante. Mamma mia, allora, coraggio signora, racconti sempre, ogni tanto ci chiami, ci racconti come va. Allora, abbiamo detto che questi traumi che condizionano la vita da adulto cosa fanno? Fanno sì che ci siano 5 tipologie, mettiamola così, in un certo senso, di adulti. L'inibizione nell'adulto, abbiamo detto l'irascibilità, il rifiuto ai complimenti, lo scusarsi costantemente, il fuggire dal conflitto o vivere in esso. Allora, il primo è l'inibizione, no? Persone che sono sempre intimorite. Sempre intimorite, chiaramente viene a mancare la sicurezza per esplorare l'ambiente. Così avviene nell'infanzia, il riflesso nella vita adulta che le persone rimangono inibite fortemente. Quindi questa è una tipologia in cui come si fa a superarla? Si fa intanto andando a comprendere in che modo l'autostima potrebbe ricaricarsi, nutrirsi di un latte buono e poi intervenendo sulle questioni specifiche dove la persona in fondo sa che sta semplicemente accettando un mondo che non le piace. Un'autoaffermazione, trovare un modo arrivare a quel di punto esprimersi. Lì, in cui ci si sente anche stimabili, amabili dagli altri e quindi si va incontro a ciò che si desidera. Allora, prendiamo la telefonata e poi vediamo anche l'irascibilità, le persone che poi invece la tramandano perché l'hanno subita. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare una domanda. Io ho un bambino di 10 anni che fin da piccolo
e ogni tanto così ha bisogno di concentrarsi su qualcosa, che sia un gioco o una matita, ma anche quando sta studiando o quando semplicemente gioca, e si concentra su questo oggetto e gesticola, ci parla un po' assieme così, però appunto a lui dà fastidio che qualcuno lo guardi. E appunto volevo capire se potete darmi qualche consiglio. Ma scusi, il bambino va bene a scuola, cioè conduce una vita normale, fa i suoi compiti, cioè è normalissimo? Certo, va tutto normale, gioca. Solo che gioca, si concentra con l'oggetto e ci parla, magari... Sì, sottovoce così, gesticola. Allora, se io le faccio dare una risposta dal nostro neuropsicologo e psicoterapeuta Michele Canila, l'amico immaginario, l'abbiamo avuto tutti, caro diario e caro amico immaginario. Ecco, allora, intanto non bisogna spaventarsi dell'amico immaginario, perché è creatività del bambino. o anche l'oggetto in questo caso. O l'oggetto. Avrei due domande, cioè capire se comunque la parte di socievolezza del bambino c'è, è presente, oppure no. E secondo, quali sono i contenuti di questo rapportarsi al telefonino, mi pare? No, un oggetto. Un oggetto a casa. Quindi capire i contenuti e se il bambino ha socialità. Se il bambino non ha socialità vuol dire che sta convogliando lì, e se convoglia lì è per evitare la possibilità di essere ferito, perché gli esseri umani comunque ribattono ciò che diciamo. Ma quindi lei dice che, insomma, che questo papà dice si concentra su questo oggetto perché ha paura di entrare in contatto con altre persone che sono adulti o bambini, quindi c'è successo qualcosa? Potrebbe essere facilmente questo. E quindi cosa deve fare? Deve chiedere a suo figlio in qualche modo, cercare di... Sì, potrebbe anche qui aprire un dialogo, però difficilmente queste cose si possono risolvere in casa, quindi rivolgersi intanto a qualche figura per intraprendere. Quindi allora tecnicamente non c'è niente che non vada, però magari se questo signore lo porta a parlare con qualcuno, magari per capire questo oggetto che valenza abbia, o perché se si concentra tanto su queste cose. Ecco, un'altra cosa che mi viene in mente: potrebbe essere utile che i genitori comincino a portare il bambino a socializzare, essendo loro presenti, e magari provare ad avviarlo. Però anche questo tipo di sperimentazione, secondo me, è meglio farla lì dove possono avere qualcuno che li segue. Comunque, insomma, non sottovalutate, magari ha avuto un'esperienza negativa, si chiude in se stesso perché preferisce stare da solo che magari stare con qualcuno che gli fa del male, anche a scuola, nell'ambiente. Allora, manca poco alla chiusura, però volevo affrontare appunto la questione. Poi abbiamo detto, no, il fatto della irascibilità, il fatto di essere un bambino molto molto colpito all'irascibilità dei genitori, poi ti fa diventare iracondo da grande. Iracondo anche nel caso in cui ci sia uno dei due genitori che non ci danno mai ragione, o che manipolano i discorsi e per cui ci fanno sempre sentire in torto. Lì sicuramente diventeremo irosi nella vita adulta. Poi un problema che è quello della mamma tigre o delle generazioni delle mamme tigre, il rifiuto dei complimenti perché non siete stati mai abbastanza bravi, cioè hai preso 9, 10, hai fatto il tuo dovere. Hai fatto il tuo dovere. Che alle volte è sano da dire, ma se poi è sempre così è pesante. Può essere così, può anche trasportarsi sull'aspetto fisico. Cioè a livello simbolico la persona sente di non essere più stimabile, quindi molto più per le donne, una forte insicurezza sul proprio aspetto. E quindi magari si faccia in problematiche alimentari, bulimia, anoressia, dismorfofobia, quindi avere un sacco di implicazioni non indifferenti. Senta, una cosa poi che succede è scusarsi costantemente, cioè la paura di ferire continuamente gli altri, non so, il giudizio, cioè il segno di una educazione restrittiva, umiliante, che forse può aver avuto anche la signora di prima. Può essere quello. Normalmente bisogna subito puntare sul quanto la mamma ci ha fatto sentire apprezzati, perché lì è un timore spesso di perdere la persona, quindi ci si scusa per paura di perdere la relazione perché ci sentiamo inadeguati, e quindi anche lì c'è qualche trauma alle spalle. Poi fuggire dal conflitto, vivere in esso, cioè arrivare addirittura a rinnegare le proprie convinzioni, anche se sono vere, cioè voglio dire il semaforo era rosso ma devi dire no, era verde, perché cioè, anche questo si arriva a fare. Si arriva a fare pur di non perdere, come dire, l'attendibilità agli occhi di qualcuno che riteniamo importante. Diciamo che riguarda sempre il timore di perdere una relazione, e deve far pensare sempre a quella materna o paterna, insomma, in linea di massima. Quindi facciamo attenzione ai nostri piccoli,
che poi, soprattutto adesso, e se abbiamo subito dei traumi è meglio parlarne sempre. Parlarne in modo che almeno qualcuno ci allunghi una mano e ci aiuti. Anche perché ci alleggerisce un pochino, ecco. Questo senz'altro. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione piuttosto impegnativa e densa, insomma. Io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, che ci hanno raccontato la propria storia, ringrazio quelli che ci hanno seguito da casa, magari hanno fatto una riflessione in più e noi torniamo poi anche in replica e quindi magari se volete riascoltarla, per magari farla vedere anche a qualcuno, perché questo può essere sempre utile, ci sarà quindi anche la replica. Ringrazio davvero molto il nostro dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, per essere stato con noi. Noi torniamo domani con ore 13, arrivederci, grazie a tutti.